Amici dell'Edicolo di Pinuccio, buonasera, siamo tornati in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi. Bentornati dopo 3 giornate in cui purtroppo abbiamo dovuto saltare la diretta. Qui con me come sempre Renato Gallo al commento. La Jolly, proveniente da 14 vittorie su 14 in campionato, affronterà un Elio Group Volley Cetraro a caccia di punti in chiave salvezza. Jolly che questo mercoledì ha avuto l'impegno anche in Coppa Calabria, in cui ha vinto 3-1 in casa del Corigliano. Ci sarà gara 2 giorno 5 febbraio. È quasi tutto pronto. L'arbitro Di Certo Alessandro controlla le formazioni. Ora è tutto pronto, partirà Cetraro al servizio con Pisani. L'arbitro prende posizione. Ora sì che è tutto pronto al Palabonini di Cinquefrondi. Out subito il servizio di Pisani, 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Jolly, un 6 un po' cambiato il roster della squadra di Tomasello. Barreca, Remo, Bugliatti, Orlando, Spanò e Melara. Barreca al servizio, sbaglia anche lui e quindi parità 1-1, rientra Puntorieri. E quindi secondo servizio per il Cetraro, numero 1 Ricco al servizio. Battuto su Orlando, Spanò a rimandare di là. L'attacco del Cetraro colpisce il muro della Jolly, poi prova il recupero Orlando, non va, e quindi 2-1 per la formazione ospite. Renato, un Orlando nella Jolly che si schiera in posizione di schiacciatore. Sì, è proprio Orlando a sbagliare la ricezione. La sua posizione, sappiamo, è il centrale. E quindi è adattato in quella posizione. Ancora Ricco al servizio. Out. E può respirare la Jolly. 2-3. C'è un frastuono assurdo al Palabonini, Renato. Io non sento nulla.
Raul intanto al servizio. Problemi al segnapunti, ora ci sentiamo. Ah, veramente un momento di calma al palazzetto. Pronto l'arbitro di certo a fischiare, fischia adesso. Spanò al servizio con la flot sul libero, il numero 3. Ruggero. Out. Manaccia qui. L'attacco del out, 3 pari. Sbaglia tutto il numero 11, Cilento. Colpisce male il pallone. E pallone out. Spanò al servizio. Libero. Libero Ruggero. Santa Croce, quindi doppio libero per la Jolly. Pugliatti. È in campo. Verso Remo. Ottima questa pipe della Jolly. 4-3. Quindi ancora Jolly con Spanò, stavolta non più sul libero ma su Cilento, attacca poi Capparelli, pallone out, 5-3, avanti di 2 la Jolly. Spanò ancora al servizio, sempre su Cilento, si propone Cilento ad attaccare, attacca lui, bravissimo Santa Croce nel difendere questa palla, poi Orlando, Alzenbacher Pugliatti, Spanò in pallonetto col palleggio, poi non ci arriva Capparelli su questo pallone molto alto, pallone che poi va a finire sulla faccia dell'arbitro, 6-3 il punteggio. Spanò ancora, sbaglia l'opposto della Jolly ed è il quarto punto per la per Cetraro. Rientra Puntorieri per la Jolly e quindi esce Alex Santa Croce. Formazione di ricezione con Puntorieri, formazione di difesa con Santa Croce. Pallone su Orlando, Pugliatti sceglie proprio Orlando, alza Remo all'indietro verso Orlando, schiaccia bene, poi free ball, Puntorieri, Pugliatti, Melara, chiamato in causa e si fa sentire. Bravo il centrale della Jolly a schiacciare questo pallone, c'è stato il muro del Cetraro ma pallone che cade a terra ed è il settimo punto. Ho visto un Melara più aggressivo, Gabriele, sulla palla. Sì. Orlando, lo schiacciatore della Jolly. Conflitto tra il libero e Ramundo. Ramundo che tira la palla dall'altra parte. Di nuovo ci riprova Melara. Bravo Antonio Melara, grande Antonio, ottavo punto. Bravo. È bello vederlo esultare, Renato, a sì. Melara durante i suoi punti, lui dà l'anima a ogni giocata. Orlando, battuta flottante. Sì, Ramundo non riesce a bloccare questa palla. 9-4. Fischia l'allenatore Laganà, coach del Cetraro. Orlando, tesa Cadente. sul libero. Ripresa. Però è 3. Tocco. 10-4, molto teso il servizio di Peppe Orlando. Ho visto la palla cadere davanti a Cadente. Sì. Candente, Renato. Ah, Candente, vabbè. Ragazzi. Ancora pallone teso, ricevuto stavolta bene, attaccato. Pugliatti, Remo. sceglie Remo. Bravo il libero questa volta, Candente, che tiene questa bomba di Remo. Santa Croce
ci riproveremo, mani out. 11-4. E ancora Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Chiama Time timeout, out. coach Laganà. Dicevo prima, Jolly 14 partite su 14 in campionato, non è però a punteggio pieno perché ha perso solo una partita, ha vinto una partita 3-2 contro Bel Volley Belvedere, e ciò ha fatto perdere un punto ai ragazzi di coach Tomasello. Mentre punteggio pieno in Coppa Italia, Coppa Calabria. Dopo le 3 partite di girone la Jolly ha effettuato i quarti di finale, gara 1 vincendo a Corigliano per 3-1. Orlando sempre tesa, Intercetta Cilento, Muro, ed è in campo vincente, sì. Murato Capparelli. 12° punto quindi per la formazione di casa. Peppe Orlando ancora al servizio. Tesa, Cilento cadente, anzi era candente. candente, vabbè, ormai è cadente. Santa per me. Croce alza questo pallone, poi Remo. Pugliatti per Remo, out. Mani out, no, è out, non è mani. E La quindi palla colpisce il nastro, si impenna e Va finisce a al finire. lato della riga dei 3 metri. sì, sotto il seggiolone dell'arbitro. Spaccarotella al servizio. Il centrale del Cetraro sul 12-5. Sotto rete. Melara 13-5. al servizio. Antonio Melara al servizio per la Jolly, cresciuto nel vivaio dopo qualche anno Su di pallavolo. candente. Primo tempo, ma è bassa la palla per il numero 10 Pisani. Capitano Cilento posizione ai suoi, e lui proprio a ricevere. Primo tempo ci riprova, questa volta la palla è giusta e Pisani fa appunto. Bravo Pisani, ha scelto un ottimo tempo di elevazione, ha messo a terra un grande pallone, 14-6. Le indicazioni del capitano hanno dato un buon frutto. Intanto Capparelli al servizio, è out. Spreca tutto il Cetraro. 15° punto per la Marco Jolly. Pugliatti al servizio. Momento di attesa. Il primo arbitro, anzi l'arbitro, perché non c'è il secondo arbitro quest'oggi, stava dialogando. Pugliatti, pallone Candente, teso. di nuovo ci riprovano, Sì, in effetti c'è stata un'invasione, oltre a mani fuori, sì, penso proprio di Remo. probabilmente diremo, no? Forse in salita si è portato via la rete. Però l'arbitro non l'ha chiamata. No, l'ha segnata, come no. Remo a ricevere, Pugliatti sceglie Spanò, pallone che si insacca ed è 8° punto per Cetraro.
palla che resta sotto la banda. L'arbitro ha chiamato doppio, quindi forse non ha toccato il muro. Ramundo al servizio. Oh, Forse tocca Orlando, sì. Tocca Orlando. E quindi altro punto per il Cetraro, pallone che era destinato fuori. sì, non ha fatto in tempo Orlando a scansarsi quando ha capito che la palla finiva fuori. Cambio per la Jolly, entra Zangari ed esce Orlando. Evidentemente Tomasello ha capito che Orlando ha un po' di difficoltà in ricezione in quel ruolo. È out. Out, sì, stavolta pallone out, che non può toccare Orlando, giustamente, non essendo in campo. 16-9. Remo al servizio. Pronto l'arbitro a fischiare. Ora ritira la mano. Ora fischia. Remo, spin per lui. Sì, Cilento su questa bomba, ma Capparelli non si coordina. E quindi 17° punto per la Jolly Cifefrondi. Batte di nuovo Remo. Spin ancora. Forte sul bella numero 11. questi interventi dello stesso Cilento che attacca. Pugliatti, ecco sceglie che Zangari. Murato, Pugliatti stavolta va indietro verso Spanò. Sì, era troppo lunga Copertura, per povero Raul. copertura, c'è il muro. No! Zangari si è lanciato su una palla dove c'era tranquillamente piazzato Santa Croce. Alessandro. E tra l'altro ha fatto pure invasione Zangari. Sì, finito. 17-10, Pisani al servizio. Belle ricezioni di Cilento, Gabriele, del capitano. Pisani al servizio. Pallone flottante su Zangari. Raul allunga. Cilento, Murato. Puntorieri, Pugliatti, poi Pugliatti. di nuovo Spanò che mette a terra il pallone alle spalle del muro del Cetraro. 18° punto per la Jolly Cifefrondi. Ha una schiacciata Raul particolare, Gabriele, sembra che non vada sulla palla e poi invece accelera il colpo, Sì, per cui è difficile capire se vuole fare un pallonetto sì, o una schiacciata sì. bella forte. Anzi, la Barreca. Pallone lungo, probabilmente. È lungo anche la schiacciata di Spaccarotella. 19-10, quindi Cetraro che spreca un servizio, chiamiamolo dolce, di Barreca, facilmente leggibile. Ora di nuovo Barreca al servizio, stavolta un po' più tesa, sempre in quella posizione. Hasenbacher, l'alzatore del Cetraro. Pugliatti riceve. Remo in bagger per Raul, dall'altra parte c'è difesa, tenta il pallonetto il capitano, riprova il capitano che stavolta la tira forte e ce l'ha. Peccato, si è lanciato Marco su questa palla che ricadeva dal muro. Ed è 19-11. Sì, 1 per il Cetraro con Ricco al servizio. Pronto il segnapunti, pronto anche l'arbitro che fischia ora. Zangari riceve, Pugliatti sceglie, Spanò, tocca il muro, può ricostruire Cetraro in bagger, costretto però al palleggio. Bella, bravi. Pugliatti. Bravo Pugliatti a sistemare il pallone con una mano, sceglie Melara e Melara non si fa pregare e mette a terra il pallone.
Sì, questa palla che era destinata ad andare dall'altra parte, Marco Pugliatti è riuscito a raddrizzarla, a servirla al proprio centrale. Spanò. Pallone teso, facilmente leggibile. Santa Croce in bagger verso Spanò. Bravo Spanò. Forte. Difeso. Ancora Santa Croce, preso di mira. Pugliatti sceglie e trova Zangari. C'è il tocco del muro. Si insacca pallone che cade questa schiacciata del capitano dopo un lungo scambio. Ancora devo memorizzare i nomi del Cetraro ancora. E il capitano Cilento che è al servizio in questo momento. Pallone teso su puntorieri, Pugliatti Di nuovo, bravo, si è gasato il nostro centrale. Se la ridono con Pugliatti. Bella esecuzione veloce, Gabriele. Sì, alla Peppe Orlando. 21-12. Molto teso il servizio di Zangari. Numero 4 del Cetraro. Sì, sfrutta le mani di Remo. Capparelli è stato bravo in questa occasione. Sì, ha spinto le mani sul muro scegliendo il braccio esterno del giovane Remo. 21-13. Spaccarotella al servizio su Remo. Ricezione Remo. Prova a sistemare. Ma si riprende. Oh! E poi pallone accompagnato di Melara. Un po' di confusione in questa occasione. Pallone in bilico tra una parte e l'altra. Duelli aerei. Poi ne esce vincitore Cetraro grazie alla palla accompagnata di Melara. 21-14. Puntorieri, Pugliatti e Remo che con una facilità assurda mette a terra questo pallone. Perché 22-14? 22-14, ti sei perso qualche punto? Mi sono perso un punto prima quando passavano i signori. Al servizio il centrale del 5 Frondi, Antonio Melara. È lunga. Pallone lunghissimo, non lungo. Si arrabbia colpisce dal basso, la palla si impenna. Sì, una bella parabola. Si arrabbia con se stesso, Renato. Sì. Numero 4 Capparelli al servizio. Mi colpisce come Melara si disperi ogni volta che sbaglia. Sbaglia anche il numero 4 Capparelli. Ed è il 23esimo punto per la Jolly 5 Frondi. Pugliatti al servizio. +1, quindi per la Jolly, ma chiama time out il secondo di questo set, coach Laganà. Inquadrato coach Tomasello che dà spiegazioni ai suoi di prima al palazzetto. Sì, nonostante si stia piano piano popolando, ma ancora non si è riscaldato. Tanto Pugliatti al servizio primo tempo, ma è bassa ed è arretrato il centrale del Pisani. Il centrale del Cetraro. Sì, Pisani che manda la palla sulla rete ed è set point
point per la Jolly Cinquefrondi. Buiatti sul libero, attacca il numero 12 Ramundo, e nel punto centrale primo set point annullato. Tomasello che corregge il movimento del muro di Spanò. Ramundo ancora al servizio per Cetraro sul remo che la tiene bene. Buiatti sceglie proprio Spanò e spreca un altro set point. 24-17. Ancora Ramundo al servizio. E sbaglia tutto e regala il set alla Jolly Cinquefrondi. 25-17 primo parziale. Ottima la prestazione dei ragazzi della Jolly. Che chiudono il set ed è 1-0 qui al Palabonini di Cinquefrondi. Ci sentiamo tra pochissimo. - 1-0 di set quindi qui al Palabonini di Cinquefrondi. Bravi ragazzi di Tomasello nel primo parziale a tenere sempre il controllo del gioco. Vedremo al secondo set, che può iniziare adesso. Fischia l'arbitro di certo. Rientrano in campo le due squadre.
Jolly che si schiera con il 6 precedente, e invece no, perché c'è Zangari al posto di Orlando, quindi in battuta Remo, poi puntorieri Pugliatti, Zangari, Spanò e Barreca. E c'era l'arbitro pure in campo da noi che stava però poi ha deciso di salire sul seggiolino. Dall'altra parte del Cetraro Ricco, Capparelli, Candente, il libero. Sì, uguale a prima. Remo forte, bene il solito, bene. Questa volta inizia il centrale, il numero 10 Pisani, ha visto che è giocata veloce, una ricezione del capitano Cilento permette questa costruzione al Cetraro. Bravo Pisani in questa occasione, 1-0. 0-1. Ramundo al servizio. Doppio libero per il Cetraro. Raul. Muro della coppia Barreca-Spanò. Pallone che scivola via, cade nel punto in cui non c'era nessun giocatore del Cetraro. Uno pari, uno come il numero di chi va a battere adesso. Barreca al servizio per la Jolly. Tanto abbiamo Orlando, Gabriele. Sì, Orlando come centrale al posto di ha recuperato questa palla e anche noi abbiamo fatto un po' di confusione. L'alzatore Ricco distribuisce bene palloni. Si è tuffato Remo sull'attacco del capitano Cilento. Molto richiesto Cilento dall'alzatore Ricco. Sì, ha visto Ricco belle alzate in salto verso il posto qua. Sì. Chiede formazione la squadra ospite. 1-2 il punteggio. Come dire che le sue alzate sono ricche. Sì. O di Ricco. Pisani al servizio per Cetraro. Fischia l'arbitro. Può battere Pisani. Lunga. Non è lungo. Ed è 2 pari. Jolly che va a battere adesso con il suo numero 6 Spanò. Aspetta qualcosa l'arbitro. Sì, sta aspettando che finisca il segnapunti di appuntare qualcosa. Ok, ora è tutto a posto. È lunga anche questa. Stiamo vedendo più errori che giocate. Solo una giocata c'è stata in questo set. 2-3 al servizio il numero 1 alzatore Ricco, quindi più 1. Posto 4 indica la Ganà. Infatti attacco centrale Orlando. Sì. Come può. Poi il Muro, Monster Block. Murato il numero 4 Capparelli. Monster Block da parte della Jolly. 3 pari. Zangari al servizio. Pallone float per lui. Questa volta il capitano ci rimette una pezza Candente. Remo, pallonetto trova. Bravo. Scoperta il muro del capitano Cilento. L'ha letta bene, ha visto che c'era proprio quello spazio libero. Ha pensato un po' prima di schiacciare. Ha fatto un ottimo pallonetto. 4-3. Ancora Zangari, stavolta tenta la spin, ma non gli riesce, pallone out. Tanto c'è stato anche un cambio, il ragazzo del tabellone è cambiato, Gabriele. Ah, è vero.
Capitan Cilento al servizio. Non ci sarà più il doppio libero, mi sa, nella Jolly. Santa Croce che va nel quadrettino di riscaldamento. Quindi Buttorieri in ricezione e difesa per la Jolly. No, era Scivola lunga. via il pallone, ha provato a riceverla Zangari. Quinto punto per il Cetraro. Sì, inesperienza del giovane. Il freddo, mani gelate, piedi gelati. E si ferma invece sul nastro. Il servizio di Cilento. Stiamo andando palla a palla, punto Sì, a sì. punto. 5 pari. Di là abbiamo l'Orlando Furioso al servizio, che salutiamo i genitori. È tornato in posizione di centrale Orlando. Melara in panchina. Su Candente, primo tempo, spinta la palla. Remo ed è out, non c'è tocco del muro. Troppi errori in questa prima parte di secondo Sì, set. si sono un po' rilassati. Abbiamo 5-6. Vogliamo un Melara perché era molto carico dalla sveglia ai suoi. 5-6. Spaccarotella, palla che cade in campo. In campo. Leggono male i giocatori Sì. della Jolly, li cade ma si proprio vedeva. ai suoi occhi, sì. Noi da qui abbiamo visto la parabola Vabbè, discendente. 5-7. Chiamato il punto prima. Forza, primo break della Nel Cetraro. partita, del set Pacciarotella. su Remo. Primo tempo. Barreca, bravo. Bravo Barreca. E Barreca Corti, risponde al suo compagno, a Melara, dicendo: ci sono anch'io. È stato bravo in questa occasione. Molto veloce nell'esecuzione della schiacciata. 6-7 più 1 per la Jolly. Pugliatti al servizio. Sei sette. Ancora problemi nel segnapunti. Ora è tutto pronto. Può fischiare Pugliatti. l'arbitro di certo. Su Candente, primo tempo che spinta, ma la palla era molto bassa, proprio spinta. Sì. Infatti chiamata Errore di Pisani. dall'arbitro di certo l'ha vista. 7 pari. Pugliatti ancora. Sempre sul libero, Candente. Attacco da Out, Alfonso 2. l'attacco del Capparelli. Sì, ha trovato un pallone a campanile. Pallone che è andato out. 8-7. Ancora Pugliatti per la Sì, Jolly. questa volta cambia. Sì, cambia totalmente direzione. C'è Pisani. difesa Forza di d'attacco. Zangari, Remo dalla seconda linea. Ancora Santa Croce c'è di là. Spinta la palla dal numero 4. Ci prova ora Santa Croce in Ramundo. bagno rovesciato verso Remo ed è out. Out. Per fortuna del Cetraro, Candente non ci arriva perché si era lanciato. E continuiamo con questa palla, questa battuta che passa da una squadra all'altra. Ramundo al servizio, si infiammano i tamburini e le trombe. Otto pari il punteggio. Al servizio il numero 12. Ramundo. Chiama formazione ancora una volta il Cetraro. Sì, il servizio è di Ramundo. Arbitro a colloquio
con il capitano. Bisogna controllare qualcosa al segnapunti. 8 pari. Chi ha battuto prima? Ce l'abbiamo la precedente? Ti ricordi chi ha battuto prima? Non mi ricordo. Era Cilento? È andato a muro. Era Cilento che è andato, mi pare, a rete. O no? Non si vede. Mi dice dalla regia, la nostra piccola regista, che non ce l'abbiamo. Bisogna tenersi caldi. I giocatori devono stare in continuo movimento, Renato, altrimenti Ci si congela. ancora problemi nel segnapunti al Palla Bonini di 5 pronti. 1-0 il punteggio di set per la Jolly. 8 pari. Coach Laganà chiede ai suoi di mantenersi in movimento, altrimenti si raffreddano troppo. E infatti eccoli lì tutti che saltano. Formazione sistemata. Ok, allora è stato estratto il numero 4. Sono state le elezioni, cosa hanno fatto? 8 pari, si ricomincia. Capparelli al servizio su Zangari che non trattiene, alza. Non deve trattenere, infatti, se no sarebbe stato fallo, no? Tu che dici? Bagher e poi free ball per la Jolly. Un po' di confusione per la Jolly nel campo. E per Cetraro. Attaccato Pisani. Remo in pallonetto, copre proprio il centrale Pisani. Attacco del Cetraro. C'è stata un'invasione. Invasione del muro della Jolly, sì. Ed è 8-9, quindi il punteggio avanti. Sì, vedi, questa sosta li ha completamente raffreddati. C'è stata parecchia confusione nel campo della Jolly. Servizio Cetraro. È out, lascia sfilare il nostro libero. Pari. Remo. Teso. Sì, bene. È out. Attacco di Pisani. 10-9. Per la Jolly, che si prepara al servizio con Remo. Molto forte il suo servizio. Ricco riesce a recuperare il pallone, poi costretto al free ball Cetraro. Raul Pano salta molto bene e può mettere il pallone dove vuole. Controtempo il muro del Cetraro e non sapeva se saltare sul centrale, quindi non raddoppia e Raul trova mezzo campo libero. 11-9, ancora Remo con la spin, viene coperto. Bene il solito capitano. Altra free ball. Scelto Zangari. Zangari per l'attacco, attacca bene. Alzenbacher. Pugliatti. Raul. Mani fuori. Ottima costruzione della Jolly. In tutte e due le occasioni di attacco, prima con Zangari, poi con Spano. Bravo Pugliatti nel gestirsi il gioco. 12-9. Ancora Remo, sempre questa forte. volta
stavolta troppo forte. Esagera con la forza lo schiacciatore del 5 Frondi. 12-10. Rientra Puntorieri al servizio Ramundo. Di nuovo Zangari continua ad alzare, a farsi piegare le dita in quel modo. Muro di Raul sul capitano, out, colpisce Cilento in pieno l'asta. 13-10. Mi è piaciuta la presa di posizione di Spanò a muro da solo. Un saluto a Alessandro Bellucci che ha ripreso l'attività di allenamento dopo l'operazione. Tanti auguri, Ale. Sottorete di Barreca. Ha tentato una palla molto tesa, ma non è salita, è rimasta tesa. Pisani dalla parte opposta, si stanno riscaldando, siamo più veloci nel cambio palla. Remo, Pugliatti out, troppo angolata, troppo lunga, poco angolata, perché lo spazio ce l'aveva Spanò, non è riuscito a chiudere. Esatto. 13-12, quindi accorcia le distanze Cetraro, che torna al servizio con Pisani. È out. Non è lungo, è fuori. 14-12. Spanò al servizio. Non aveva fischiato, non si sente. Infatti io non avevo sentito. Neanche io, però l'ho visto fermo. Spanò centralmente attacca, bravo, non tocca, bravo Alessandro, bravo Santa Croce. Di nuovo ci riprova Cilento e questa volta passa proprio tra il muro e poi anche a fianco di Spanò. Il pallone era molto rapido, Spanò non poteva riceverlo. 14-13. Ricco al servizio. Tenuto in panchina Melara. Zangari non riceve il meglio. Orlando Alzenbacher proprio verso Zangari. Ricco sceglie ancora una volta. Posto 4. C'era il tocco del muro. Sinceramente, forse l'arbitro non lo vede. 15-13. Zangari che prova la spin, gli riesce. Pallone all'indietro. Fregati dall'esperto Cilento. E infatti poi il pallone che tocca il muro cade sotto il seggiolone dell'arbitro. 15-14. Cilento riceve Puntorieri, l'alzata verso il centro per Orlando, poi prova il Cetraro a costruire l'azione, non ce la fa. 16-14. Cilento se la prende con il suo compagno, gli dice di alzare il più possibile la palla, perché in effetti aveva alzato un pallone abbastanza basso. 16-14. Orlando al servizio.
Pallone per teso. Ramundo. Sacco. Tocco del muro della Jolly. Zangari, una buona alzata per Remo che sfrutta le mani del numero 4 Capparelli. Orlando ancora per la Jolly. Pallone molto teso, tenuto bene dal libero. Ricco sceglie di nuovo posto 4, c'è la ricezione, poi però pallone che stava finendo nel campo del Cetraro, non si fa fregare il centrale per riportare il pallone nel campo della Jolly. Difesa non pronta del 5 Frondi, ed quindi 15° punto per il Cetraro. Spaccarotella al servizio per Remo. Pugliatti sceglie e trova Barreca, pallone che torna nel campo della Jolly, quindi ricostruisce la squadra 5 frondese. Attacca Remo, tocca Pisani al muro, pallone che schizza via. 18-15. Pugliatti per la Jolly. Pallone teso, lo tiene in gioco Ricco e quindi una mezza free ball per la Jolly. Attacca forte Spanò, tenuto questo pallone. Bene Zangari, Attacco centrale troppo basso Barreca, però. sì, come può, e poi fischia l'arbitro una palla accompagnata. Chiede informazioni il capitano Cilento. 19-15. Buono per la Jolly perché Barreca aveva schiacciato un pallone proprio in maniera debole. Pugliatti su Candente, raddrizza ma non può fare nulla Ramundo su questa palla che è tentata raddrizzata, sul tentativo di raddrizzarla Ricco non serve bene. 20-15 ed è time out chiesto da coach Laganà. Rientrano in campo le due squadre dopo il time out richiesto dalla formazione ospite. Hai detto che saranno 3 le partite consecutive in casa, 2 di campionato e il ritorno dei quarti. Sì. 5 febbraio, gara 2 di Coppa Calabria. Tacco centrale molto forte di Pisani. Ha provato la difesa della Jolly a tenere questo pallone in gioco, non ci è riuscito. 20-16, doppio cambio per il Cetraro. Esce Candente ed è entrato il secondo libero. No, sta facendo doppio libero. È uscito Candente. L'altro libero non ce l'ho. Ruggero pervenuto. Entra il numero 9 ed esce il numero 1. Sì, qua ce ne sono usciti tanti, ma mi perdo. De Rose, il numero 9. Esce Capparelli per è uscito il numero 15. Cosentino, il palleggiatore, il secondo palleggiatore. Quindi cambio di palleggiatore, è uscito Ricco ed è entrato, come si chiama? È entrato De Rose opposto. Il numero 5, il secondo libero, numero 5. Abbiamo sbagliato dall'inizio, Gabriele. 15, Cosentino. Perché il 3 era Ruggero il libero.
Io l'ho sempre chiamato candente, invece abbiamo uno scambio di libero. Quindi Ruggero, questo è il numero 3, non 5. Formazione, non sappiamo più dove metterci con tutti i cambi. Chiesta formazione dal numero 9, no, dal numero 11, il capitano. Sul 21-16 la formazione è ok. Remo al servizio. Spin per lui, Però una spin flottante. Il nuovo entrato, Muro. Si tuffa Zangari su questa palla. Adesso entra Niente da fare. Candente, quindi doppio libero per il Cetraro. Lui è Candente. Sì. Quindi la palla non era per Candente prima. 21-17. Altra volta formazione. Ma può darsi che li stavi scambiando perché fanno doppio libero e quindi... Ora di nuovo a colloquio il capitano con l'arbitro. Formazione ok. 21-17. Numero 12 al servizio. Ramundo si tuffa. Puntorieri. Attacca Zangari, tocca il muro, tocca anche il libero, ma non abbastanza. Ed è punto per Zangari. 22-17. È il primo punto di Zangari in questa partita, Renato? Non lo so. Penso di sì. Anselmo Barreca al servizio, 22-17. Sul libero che non so più chi è, Ruggero, numero 3. Ruggero. Attacca il numero 9. Pallone che lo rimanda nel campo della Jolly e poi Raul lo ributta di qua. Ottimi recuperi da una parte De Rose. all'altra. Raul, tocco del muro, ma c'è difesa in copertura in fondo campo. Peccato. Pallone out. 22-18, ottimi riflessi da una parte e dall'altra. Abbiamo visto ottimi recuperi. Alla fine ne esce vincitore Cetraro. Dopo una palla abbastanza rapida verso Spanò, che ha dovuto rimandare dall'altra parte ed è andata fuori. Pisani al servizio su Puntorieri. Pugliazzi la alza indietro verso Spanò, attacca forte sul numero 15 che non riesce a tenere in gioco il pallone. Cosentino il secondo alzatore. 23-18. Cambio nella Jolly. Rientra il giovanissimo Melara, classe Melara 2003. Antonio, classe 2003, proprio come come te pure. e come No, la io mia sono regista. 2002. Tu sei 2002? Acci. E allora come la mia regista? 23-18. Quindi 2003 in campo, Zangari e Melara. In 4006. In 4006. Lunga. Ma no, lunga, sì. Per poco però. Per pochissimo, perché era là la linea. 19esimo punto Cetraro. Rientra Candente questa volta, inquadralo, e questo è Candente, non è Ruggero. Mi dice la regista che c'è anche un 2002 che è Zangari? No. Raul è 2002? Pensavo fosse più grande Raul. Servizio Cetraro 23-19. Puntorieri riceve, Pugliatti sceglie. Tacco del Mauro. E c'è anche invasione. Sì. Attaccato fortissimo Zangari. Sì. Bravo in questa occasione. Zangari invece è del 2003. 2003, l'abbiamo detto ora. Scusate. E io sono vecchio.
24-19, proprio Zangari ad andare al servizio, ma viene interrotto perché c'è il secondo time out a disposizione di Laganà. Quante volte l'abbiamo gridato questo cognome l'anno scorso? Laganà.it, che salutiamo. Dove giocano oggi? Non lo so, non lo sappiamo. Ora la nostra regista con i potenti strumenti a nostra disposizione. Penso abbiano il riposo, non lo so. No, forse no. (24-19) fischia l'arbitro, fine del secondo time out. Squadre di nuovo in campo, si chiudono 24, i cambi, penso. 19, sì, stanno. Rientra Ricco, esce De Rose e quindi cambio di nuovo di alzatori. Rientra Capparelli, esce Cosentino. (24-19) Zangari al servizio ed è out al lato del campo del Cetraro. Primo set point sprecato, ne rimangono altri 4. Cilento al servizio, Capitan Cilento. 24-20. Zangari riceve Remo, pallonetto, c'è Ricco, si coordina bene il numero Raul 4. in tuffo. Remo tenta la palla lunga, free da quest'altra parte. Primo tempo per Melara. La chiude Melara. Antonino chiude. Inquadrato Melara, ora è scappato via. Ora sì che si può fare il cambio campo. Le squadre ovviamente devono essere a fondo campo prima di effettuare il cambio. 25-20 quindi il secondo set, primo set finito 25-17. Ci risentiamo tra pochissimo.
Squadre di nuovo in campo al palla Bonini, 5 fronti, Jolly avanti 2-7-0. Nella Jolly torna in campo Melara, titolare. C'è anche Zangari, quindi Spanò, Barreca, Remo, Puntorieri come libero. Melara in panchina per il libero ovviamente. Poi Zangari e Lanzatore Marco Pugliatti. Solito 6 penso pure per il Cetraro, Renato. Sì. Ricco, Capparelli, Candente, Pisani, Cilento, numero Ramundo. 5 e numero 3. Il libero 5, quindi E poi- è Candente. E poi il libero, numero 5 Candente. Continuano a tenersi in movimento i giocatori in attesa che l'arbitro salga sul seggiolone e dia il fischio d'inizio del terzo set che arriva adesso. Ramundo tesa ma si ferma sul nastro. 1-0 quindi per la Jolly 5 fronti e partirà al servizio con Remo. Buono Remo. Ricco attacca bene il Cetraro, Pugliatti verso Zangari, viene murato, Santa Croce copre e poi Zangari in pallonetto, tocca il muro della Jolly, copre Pugliatti, ancora Santa Croce verso Spanò, c'è il muro, Pugliatti copre bene, è free ball che può sfruttare il Cetraro. No, non la sfrutta. Ma non la sfrutta. Santa Croce quindi. bene. Pugliatti Raul indietro verso Spanò, finisce qui la lunga azione Lungo scambio. vincente per la Jolly, 2-0. Questa formazione è rimaneggiata per dare spazio e far riposare vista la partita di Coppa. Coach Tomasello manda in campo gli ultra giovani. Fortissima la battuta spin di Remo, 2-1, quindi rientra in campo Puntorieri per la ricezione. Pisani al servizio per Cetraro. Pallone flottante su Puntorieri. Pugliatti in bagger verso Zangari che si coordina. Tacco da posto 4. Tenuto bene dalla Jolly, una mezza pipe poi di Remo che non ha potuto colpire forte. Il muro di Spanò. Spanò ottiene il terzo punto per la sua squadra. 3-1. 3 chi batte, 1 chi riceve. Barreca per la Jolly. Pallone teso, Tocco del muro. non riesce Remo ad alzare il più possibile il pallone. Oltre al tocco del muro anche l'invasione del muro cinquefrontese. 3-2. Ricco al servizio. Sul Remo che non riceve al meglio. Zangari sparaccia e smanaccia. Sì. Parità tra le due squadre. Ancora Ricco su Zangari. Pugliatti sceglie Zangari, una diagonale per lui. Attacco murato dalla Jolly. Pugliatti sceglie ancora Zangari, c'è il muro, ricostruisce Cetraro,
attacca sempre da quella parte. Sì, con Capitan Cilento. Prova a deviare il pallone al muro della Jolly, non ci riesce. C'era Remo sul pallone, ma è il quarto punto del Cetraro. Servizio Cetraro, sempre su Zangari. E poi Iatti chiama in causa Zangari che schiaccia questa bene. volta Schiaccia bene Zangari, 4 pari. e la palla cade davanti a Candente. che non si distende. Sì, Sì, questa volta era Candente. Raul al servizio. Su Ruggero. Oh. Ha dato un colpo al pallone Ruggero. Arrivato in ritardo sul pallone. 5-4. Spanò al servizio. Pallone teso, sistemato, e quindi free ball per la Jolly. Attacca Zangari, c'è il muro, c'è buona difesa in fondo. Recupero. E Cilento dall'altra parte. Raul Murato. in campo, non si coordina bene Melara, preso probabilmente controtempo. 5 Palla pari. che cade davanti ai suoi piedi. Se non mi sbaglio è il primo muro che fanno su Spanò in questa partita. Cilento al servizio. Su Zangari viene servito. Solito copione della Jolly. Sì, Pipe. Aveva risollevata Zangari questa palla. Sì, una pipe di Capitan Cilento che, aiutato dal nastro, porta fuori tempo i nostri giocatori. E quindi di nuovo in vantaggio Cetraro. Servito su Remo, chiamato in causa Melara. Veloce, esecuzione veloce. 6 pari. Quando viene chiamato in causa, lui c'è e schiaccia forte nell'altro campo. E se non mi sbaglio non ha ancora sbagliato un pallone Melara. Di quelli richiamati da Pugliatti. Passa intanto per Zangari che colpisce Remo sotto rete. 6-7. Offrirà pasticcini per tutti Zangari. Spaccarotella si prepara. Zangari stavolta riceve bene, però Remo. Bravo a sistemare questo pallone Remo. Cilento. Pugliatti di nuovo verso Remo, schiaccia forte ma resiste Cetraro. Bravo. E resiste bene perché Sì, attira. Capitan Cilento cerca l'angolino sapendo che non c'era copertura su quella parte di campo. aveva tentato Santa Croce ad arrivarci. Break per il Cetraro. Santa Croce o Puntorieri? Boh, mi pare Santa Croce. Chi era? Puntorieri? Puntorieri. Pallone teso su Zangari, preso di mira, attacco centrale di Melara, viene murato. Remo Chiamato in causa. E non si fa pregare a schiacciare forte. 7-8. sì, colpisce Spaccarotella che era sulla traiettoria, non può fare nulla se non ripararsi dalla botta. Melara al servizio per la Jolly. Sul libero, Ruggero, primo tempo. centrale di Pisani, messo a segno. Sì. Avanti di 2 Cetraro, come nello scorso set se non mi sbaglio. Su Zangari, Remo. Pallone che torna nel campo della Jolly.
E c'è invasione di Barreca. Vabbè, l'arbitro non l'ha chiamata. Come no? No, ha chiamato pallone fuori. Out? Sì. Sprecato. Pallone non l'ho visto, mi sono fermato alla 7-10 su Zangari. Ancora Remo forte e non ce la fa Capitan Cilento a riprenderla. bravo Remo nell'esecuzione di questa schiacciata. Il suo pallone, quello offerto da Pugliatti. 8-10 più 1 Jolly. Pugliatti al servizio. Su Ruggero, out l'attacco, ma è out a fianco del muro, a fianco della linea. sì, Capparelli. E ancora Pugliatti al servizio per la Jolly. Sempre su Ruggero, un po' in difficoltà, questa volta sbaglia tutto Pisani, colpisce il pallone dal basso verso l'alto. Sì, in ritardo, quando il pallone stava scendendo. E quindi di nuovo parità tra le due squadre. Pugliatti al servizio, pallone sempre teso su Ruggero. Olè, bravo Remo, bravo Remo, intuisce l'azione di Ricco, accarezza la palla. bravo quindi nel Sì, duello aereo. ogni tanto sparano qui. 11-10, Pugliatti ancora al servizio, ancora Tocca. tesa, sistemato il pallone, c'è l'attacco, tocca anche Barreca al muro. Non sapeva di... non si intende Pugliatti con Zangari. Ancora un altro attacco molto forte, si tuffa Santa Croce. ed è 11 pari. 1111 segna il tabellone. Sì. 11.111. Ah no, è vero, quello è uno 0 in mezzo, che non si vede che ci sono le barre. Quale zero? Quello in mezzo verde. Quello verde è una barra. Ancora potrebbe sembrare un colloquio 1 dall'arbitro. Allora prendiamo i 3 zeri che ci sono su in cima e sono 110. Quant'è? 110. Oh no, quale riga? A quella di giù. E io stringo gli occhi, si abbassano. Out. Legge bene Remo, no, Zangari la legge bene, cade a fianco suo. 12-11, rientra Santa Croce per puntorieri. Remo cambia lato, va verso il centro con la sua spin forte su Cilento, che riceve molto bene e però attacca male. Attacca malissimo. Ottima ricezione, punto della Jolly. Ottima ricezione comunque di Cilento, Ancora Revo, la parata buona, attacco poi molto forte. Capparelli si addormenta un po' la Jolly in questa occasione, non va a muro, però rimane avanti di 1 la squadra casalinga. Pisani al servizio, Zangari riceve, Pugliatti sceglie e trova Spano che colpisce bene. 14-12, altro cambio si suona la carica qui. Di nuovo cambio di centrali, Anselmo Barreca per Peppe Fazzari. Dobbiamo specificare quale Fazzari. Questo è Peppe Fazzari. In panchina 14. Anche l'altro Fazzari, Ciccio Schiacciatore. Sì, manca solo Laurendi al... (14-12), Peppe Fazzari ricevuta bene, attacco da posto 4. Remo che si era lanciato anche per la pipe.
Confusione nel campo del Cetraro. 15-12. Eccolo, l'hai chiamato Renato. Laure, ma era ovvio, perché l'aveva detto che avrebbe fatto girare un po' per far riposare, visto il doppio incontro settimanale. Quindi cambio anche di alzatori, non solo di centrali. Entra Laurendi al posto di Pugliatti e chiama anche time out Laganà sul 15-12. Fa abbastanza freddo. La nostra regista ci stava facendo notare che in campo c'è un solo maggiorenne. In campo Il servizio di Peppe Fazzari, 16-12. Che sì, sono un maggiorenne. Fabio Paolo Remo E anche puntorieri. aveva detto larga ai giovani, ora ne ha ancora uno da schierare. Oh, tocca il numero 12 ed è altro ace per Peppe Fazzari, trova il suo 17° punto. Si fa sentire il pubblico della Jolly dopo questi due ace. Cambio Da parte del centrale proveniente da Polistena, il numero cresciuto 12 Ramundo e entra il numero 22 Spinella. anche Peppe Fazzari, è cresciuto. Quindi sono entrati anche dal Cetraro, sono entrati tutti, nel vivaio della Jolly Peppe Fazzari. Varietà di giocatori in questa partita, in questo set. Bene. Muro, tocca il muro della Jolly, non abbastanza. 14° punto per la formazione ospite. 13°. No, non ho visto il numero di chi sta andando a battere. Number one Ricco. Quindi +1 nel Cetraro. Segna punti, è pronto. Tanto ci riscaldiamo anche noi saltellando. Tanto nel quadratino di riscaldamento non c'è più nessuno, né da una parte né dall'altra. Out. E adesso la riga 17-14. pecca la riga, chiamata di Remo. Si è spento il tabellone, il giovane del tabellone, Gabriele, che tu conosci bene. Remo tocca, ma il pallone era lungo. Sì, pensava all'intervento di Zangari. Ritorna il tabellone col punteggio vecchio, aggiornato. 17-15. C'è stato un cambio. Il giovane del tabellone ha lasciato per un giovanissimo. Qui al Pala Bonini abbiamo al commento Bonini, al tabellone c'era Bonini. Ai LED, Bonini. Ai LED, certo, ai tabelloni elettronici Bonini, altro Bonini, ce ne sono 4 in campo. Zangari riceve bene Laurendi. Lo prende, lo sappiamo come ha fatto. Per Spanosi che l'ha presa lo stesso. Tiene in gioco Remo stesso. Fazzari. No, è Zangari. Zangari, scusi. Zangari stesso a coprire dopo questo muro. Spano attacca. Copre Ricco. Passa, non passa. Non passa. Confusione da entrambe le parti. 18-15. Abbiamo visto un batti e ribatti.
E soprattutto abbiamo visto una coppia a muro Zangari-Velara, Renato, tutti e due i 2003 cresciuti nel vivaio della Jolly, alla loro prima stagione in Serie C. 18-15. Raul Spanò al servizio, Cilento, tocco del muro, Raul, Laurendi tocca, oh, tocca, tenta, sì. volevo dire, invece di tento ho detto tocca, ma ce la fa lo stesso. Poi di là c'è stato un batti e ribatti, un rimpallo. E pallone che è caduto. 19-15. Spanò. Molto tesa. Su Cilento che tiene bene, è riservito. Fondo campo non ce la fa Remo. Si lanciano tutta, mezza squadra alla rincorsa del pallone. Dai che adesso sono tutti un po' più freschi e quindi possono correre. No, corrono perché fa freddo. Se no la palla era imprendibile. Brr. Cilento al servizio. Su Zangari. Zangari viene servito, cerca l'angolino, schiacciata. non ce la fa, libero, candente. Lo intervisterò a fine partita, Renato. Sì. A Zangari. Si merita l'intervista. Sì, vabbè, oggi tutti quelli. Una domanda ciascuno dovremmo fare. Zangari proprio al servizio. In campo. Capparelli. Al servizio lo Spaccarotella. Mamma mia. Duello aereo. Attacca poi Remo. Free ball. Puntorieri. Laurendi verso Remo. Forte ancora. Pallone che torna nel campo della Jolly. Laurendi ancora verso Remo. C'è stata anche un'invasione del muro del Cetraro. 21-17. Rientra in campo Peppe Fazzari. Al servizio Antonio Melara. Pronto a battere Melara i suoi palleggi prima del servizio. Pallone a campanile. Attacco centrale dei pisani. Autocopertura. Poi l'attacco molto forte. Non ammortizza. Melara. Sì. 17. 18. 21-18. No, il 17 dicevo per Melara. Non 21-18, tutti i anni no, 17. Cambio nel Cetraro. E Esce Antonio. Ricco, entra il numero 9. Come lo chiamate a scuola? Tonino? Entra il numero 9 Renato De Rosa. No, sono già entrati tutti, li ho segnati tutti, hanno tutti il pallino. Quindi De Rosa che è entrato al posto dell'alzatore Ricco. Fischia l'arbitro. Ed è entrato anche Remo. il secondo alzatore. Remo schiaccia, muro, non c'è copertura, non c'è difesa a centrocampo. Ed è 21-19. Questo muro. Sono 3 punti consecutivi? 2?
numero 15 Cosentino, il secondo palleggiatore. Zangari, Laurendi, Remo, solito copione, puntorieri, Peppe Fazzari come può e poi free ball. Vediamo come la gestisce con buono il Pisani. muro di Remo. Brutta l'alzata. E intanto c'è anche la no, rete. ma c'è No, ha toccato Remo. Remo alla rete, io ho Sì, visto sì. loro pure. Remo dopo aver toccato il pallone tocca la rete. 21-20. Riceve Zangari, Laurendi verso Spanò, tacca, costruzione del Cetraro. Zangari ancora, Laurendi un po' in deve ritardo. correre. Sì, un po' in ritardo. Attacca forte Remo e chiude questa azione. 22-20. Altro break della Jolly. Sì, Laurendi deve correre su queste palle imprecise dei compagni. E più in qua, Gabriele. Stavo parlando prima, capito? Quindi non stavo inquadrando bene. A Laurendi al servizio per la Jolly, pallone out. Tutta questa rincorsa per poi sprecare il pallone del 23esimo punto. Mi sa che rimane Laurendi fino alla fine, almeno fino alla fine del set. Ramunda al servizio Su puntorieri questa volta. Laurendi Remo. indietro verso Remo, schiaccia bene, non riesce ad alzare il pallone il numero 15 del Cetraro. Adesso sì che arriva il 23esimo punto della Jolly. Remo al servizio, vediamo se effettuerà la spin, penso di sì. Eccola. Verso posto 1. lento, tocco del muro, Non ci può arrivare Santa Croce. Pallone che è andato via dopo il tocco del muro. 23-22. Concede qualcosa in più la Jolly in questo set. sì. Pisani al servizio per il Cetraro. Si ferma sul nastro, danza e ricade. E quindi di nuovo parità tra le due squadre. Time out chiede coach Tomasello. Sì. Primo time out per la Jolly. In tutta la partita, non solo in questo set. Per la Jolly, primo. Sì. Vabbè, diciamo che ce ne sono stati diversi anche perché per quando si è fermato il gioco, no? Sì, time out ci sono stati tanti. Durante i cambi. Si possono contare come time out. Fine del time out. Squadre di nuovo in campo. 23 pari. Pisani sempre al servizio. Sono svegliati anche i tamburini. Puntorieri riceve Laurendi, attacco centrale di Peppe Fazzari, pallone che rimane lì, poi pallone che torna nel campo del Cetraro. Stacca Laurendi all'indietro verso Spanò, concentrato il Cetraro, pallone che passa, Laurendi sceglie ancora una volta Spanò, pallone che rimane tra le mani al numero 15 Cosentino. Sì, Cosentino, sono di Cetraro. E che è? Sì. 24-23. Set e match point per la Jolly. Uno solo a disposizione. Peppe Fazzari al servizio. Out!
si chiude. Del Cetraro, chiedono tocco i giocatori del Cetraro, ma non c'era, sinceramente. 25-23. Era alta, 25-23. La giovane Jolly colpisce e vince questa partita per 3-0. Primo set 25-17, secondo set 25-20, terzo set 25-23. Ci sentiamo in campo per l'intervista. Foto di rito. Prova, ci siamo? Ci siamo? Prova, ok. Siamo qui con Raffo Zangari. Allora Raffaele, hai avuto la tua opportunità, hai giocato una grande partita qui nel campo di Serie C, tu che sei cresciuto nelle giovanili della Jolly, che cosa provi a calpestare questo campo? È un'emozione grandissima, ringrazio il mister per avermi dato fiducia e niente, lavoriamo e sempre voglia di fare meglio. Ad Maiora. Cosa? Ad Maiora. Certo. Senti, come giudichi la tua prestazione? Datti un voto da 1 a 10. È una sufficienza, un po' l'emozione ha giocato a mio favore, non so che dire. Vabbè, L'emozione. si migliora andando avanti. Bene, quindi il nostro appuntamento può finire qui. Grazie per averci seguito. In linea a te, Renato. Bene, sì, qui da 5 Frondi è tutto. Alla prossimo sabato qui in casa vi aspettiamo. Arrivederci, buon fine settimana.